Costruzioni ecosostenibili se ne è parlato in un convegno promosso dal Network Casa Clima presso l'Istituto Geometri Scarpa di San Donà di Piave con la presentazione di un plastico di una mini casa clima. Vediamo il servizio. Siamo all'Istituto Carlo Scarpa con Stefano Dall'Orto, responsabile del progetto. Si sta tenendo un convegno del Network Casa Clima. Ci illustra un po' questo progetto? Certamente, il progetto è un progetto, innanzitutto è la prima volta che viene portato fuori dall'Alto Adige, è il primo caso diciamo nell'Italia non tedesca. Il progetto prevede la collaborazione tra Network Casa Clima e Istituto per Geometri e scuole medie di San Donà e Musile per la realizzazione di una mini casetta in legno. La mini casetta che è stata fatta e progettata l'anno scorso da uno studente dei geometri e viene messa in costruzione quest'anno da un'azienda di Eraclea. L'idea del mini plastico stimola sicuramente la creatività di tutti gli alunni. Sì, in realtà è un progetto eminentemente didattico. Quando è stato proposto abbiamo avuto poche esitazioni nel farlo nostro e nel trasformarlo appunto nel progetto Casa Clima, casa ovviamente in scala che verrà successivamente certificata. Quali sono le caratteristiche principali di questo plastico che è stato realizzato? È una nuova era di progettare, di costruire e vivere le case, cioè sono case che sono state ottimizzate per minimizzare il fabbisogno energetico, per cui case che si caratterizzano con un elevato grado di comfort, di benessere abitativo, ma che consumano poca energia, per cui scaricano meno inquinanti e per cui sono anche un contributo per la salvaguardia dell'ambiente, meno inquinanti, meno CO2. Voi siete stati tra i primi qui a San Donà ad aderire al progetto Network Casa Clima. Abbiamo aderito al progetto perché riteniamo che sia importante formare le giovani generazioni, quindi il nostro futuro, alla sensibilità e all'attenzione verso il problema del risparmio energetico e della ricerca di fonti alternative. Siamo con Luigino Moro, sindaco di San Stino di Livenza. Sindaco, avete firmato oggi per aderire al progetto Casa Clima. Abbiamo firmato con molta soddisfazione il manifesto di Casa Clima. Riteniamo che questa sia una strada assolutamente che bisogna percorrere perché nel prossimo futuro appunto ci sarà la necessità di costruire in modo consapevole, avendo fabbricati fatti con materiali sani e fabbricati soprattutto che non siano energivori come quelli di adesso. Quando saranno i prossimi incontri? I prossimi incontri con le scuole saranno 2 alla settimana da oggi fino a giugno e quindi con delle date da calendario date dalla disponibilità dei singoli insegnanti. E alla fine in giugno appunto ci sarà l'evento finale che sarà la dimostrazione di quello che hanno capito, di quello che hanno imparato da questo progetto i ragazzi.